Allora, con 5 minuti di ritardo possiamo iniziare questo incontro. Abbiamo parecchi colleghi collegati da remoto, nonché dovrebbe essere collegato da remoto anche il commissario Agicom da Roma, che potrà darci le ultime novità relativamente al regolamento approvato ieri sera in Commissione di Vigilanza. Tema della discussione odierna comunque è l'applicazione dell'articolo 9 e dintorni della legge 28 del 2000, cioè la par condicio in campagna elettorale, che dovrebbe scattare, cioè che scatterà dal momento in cui verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l'indizione dei comizi elettorali per le elezioni europee. È una questione di ore, se non di pochissimi giorni, di più non dovrebbero esserci altri ritardi. Da quel momento, per tutte le amministrazioni pubbliche, scatta l'articolo 9, cioè la pubblicazione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è limitata a informazioni indifferibili e indispensabili per l'attività dell'ente, ma deve essere svolta in modo impersonale. Quindi il sindaco ha chiuso la strada senza il nome, ha chiuso a seguito della frana sulla strada statale 004, è stato chiuso il percorso. Punto, stop. Lascio però adesso la parola al presidente del Corecom del Veneto, che rappresenta l'autorità oggi qui, assieme anche ad altri membri del Corecom della nostra regione, rappresenta l'autorità di riferimento per questo periodo, per voi tutti. Quindi lascio la parola all'avvocato Marco Mazzoni. Prego. Grazie dottor Franzina, grazie a tutti per essere qui, a tutti coloro che sono collegati. Allora, abbiamo sentito l'esigenza di fare questo incontro per parlare, per spiegarvi, per cercare di spiegarvi questo articolo 9 della legge 28 del 2000 che tratta del divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo di par condicio. Perché dobbiamo spiegarvi questo articolo? Perché l'articolo, seppur breve, necessita di interpretazione. L'interpretazione la dà Agicom, che è l'autorità garante per le comunicazioni, e ringrazio già il dottor Capitanio che è connesso e che ci supporterà autorevolmente nel proseguo di questo incontro. Allora, io comincio col darvi qualche indicazione sull'articolo 9 della legge 28 del 2000. Come... Ce l'hai già in collegamento, sì. Quando vuoi dargli la parola puoi darla. Sì. Io comincerei io, se il dottor Capitanio è anche d'accordo, come avviene proprio nel procedimento della par condicio, il Corecom svolge la fase istruttiva, l'istruttoria. L'ultima parola spetta ad Agicom, quindi anche oggi seguirò questa impostazione se il dottor Capitanio è d'accordo. Do una infarinatura di quello che è l'articolo 9. Come sapete, l'articolo 9 sancisce il divieto di comunicazione istituzionale durante la par condicio. Vi leggo velocemente l'articolo. Quindi, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella che sia fatta in forma impersonale, indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Cominciamo a capire cosa si intende intanto per pubblica amministrazione, così definiamo e limitiamo i contorni di questo termine. Allora, la definizione di pubblica amministrazione la ricaviamo dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, il cosiddetto TUPI, il testo unico del pubblico impiego, che definisce cosa si intende per pubblica amministrazione. Innanzitutto si intende lo Stato, le regioni, le province, i comuni. Abbiamo anche gli istituti scolastici, quindi tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Abbiamo anche inserite all'interno della definizione di pubblica amministrazione le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e le loro associazioni. Cosa non è compreso nella definizione di pubblica amministrazione? Anzitutto gli enti di diritto privato, ovviamente. Poi non sono compresi anche i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali però, se candidati, possono compiere attività di propaganda solamente al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Quindi questi soggetti, candidati o titolari di cariche pubbliche, non possono mai intervenire nella comunicazione istituzionale, perché ricordo che il divieto è solo per la comunicazione istituzionale e non per gli eventi che si possono tranquillamente svolgere, quindi non potranno intervenire con la carica che hanno, non potranno intervenire e fare comunicazioni con la fascia tricolore, utilizzare i canali social nei quali, ad esempio, faccio un esempio, sindaco Marco Mazzoni non può fare comunicazione istituzionale, la pagina social del sindaco, la pagina social dell'assessore, quindi non ci deve essere alcuna commistione tra la figura pubblica, la carica pubblica e la figura di candidato. Nella definizione poi di pubblica amministrazione non sono compresi, e questo magari interessa anche il Consiglio regionale, i gruppi consigliari. Gruppi consigliari quindi possono assolutamente svolgere attività di comunicazione istituzionale. Nell'articolo 9 poi c'è anche una definizione, l'elemento oggettivo dell'articolo 9 è la comunicazione istituzionale. Cosa si intende per comunicazione istituzionale? È la comunicazione che è disciplinata dall'articolo 1 della legge 150 del 2000. È intesa in senso ampio, perché non si parla solo di comunicazione ma anche di informazione. Quindi abbiamo una definizione oggettiva di comunicazione istituzionale ampia. Una cosa ci tengo a sottolineare, l'articolo 9 è l'unico della legge 28 del 2000 che dà la possibilità di un'interpretazione estensiva, ovvero sia, cosa voglio dire? Tutta la legge 28 del 2000 è applicabile solo a TV e radio, non è applicabile a social, non è applicabile alle piattaforme e non è applicabile ai nuovi media. L'articolo 9 invece, quello che riguarda il divieto di comunicazione istituzionale, invece è applicabile con interpretazione estensiva anche ai social. Quindi noi Corecom e poi Agicom, quando va a decidere sulle eventuali segnalazioni, andiamo a verificare anche le pagine social della pubblica amministrazione. Periodo di divieto. Allora, noi ci aspettavamo che già da oggi fossimo in par condicio, perché ci aspettavamo appunto la pubblicazione del decreto. Come diceva prima il dottor Franzina, lo stiamo attendendo. Quindi in questo momento in cui vi parlo non siamo ancora in par condicio. Comunque il termine iniziale della par condicio, come dice chiaramente l'articolo 9, scatta con la data di convocazione dei comizi elettorali, che varia però a seconda della natura del singolo procedimento elettorale. Nelle elezioni politiche ed europee la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali. Nel caso invece delle elezioni amministrative scatta dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni. Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente due tornate elettorali, come avviene nel caso di quest'anno, della tornata dell'8 e del 9 giugno, che ci sono contemporaneamente le europee e le amministrative, si guarda la data della tornata elettorale che ha il periodo più lungo. In questo caso scatta dal decreto, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica per le europee, che sarà precedente rispetto ai 45 giorni delle amministrative, quindi la par condicio scatta da quel momento lì. Nel caso in cui poi vi siano una tornata elettorale, le europee ovviamente comportano che la par condicio è riferita all'intero territorio nazionale. Nel caso invece in cui vi siano delle elezioni, ad esempio amministrative, che non coinvolgono più del 25% degli aventi diritto, la par condicio è limitata all'ambito territoriale dove si svolgono le elezioni. Un'altra domanda che spesso viene fatta è: nel caso in cui all'interno, mettiamo, della Regione Veneto vi siano delle amministrazioni che vanno al voto,
La Regione Veneto deve osservare la par condicio o no? Anche qui ci soccorre chiamiamola giurisprudenza di Agicom, che ci dice che se vanno al voto meno del 25% degli aventi diritto alla Regione Veneto, anche qui la Regione Veneto non deve osservare la par condicio. Se invece andassero al voto più del 25% degli aventi diritto, quindi più di un quarto, allora in questo caso anche la Regione sarebbe obbligata ad adempiere le regole ad osservare le regole della par condicio. Avevo detto prima che è vietata tutta la comunicazione istituzionale, salvo quella che sia indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e quella che sia impersonale. Quindi ci sono questi due elementi, due requisiti che devono sussistere contemporaneamente. Quindi una comunicazione, per essere permessa, deve avere entrambe queste caratteristiche. Io di solito, come ragionamento per verificare nel momento in cui viene sottoposta al Corecom una segnalazione, per verificare se questa segnalazione viola l'articolo 9 o no, in questo vi dico un mio ragionamento personale, parto dalla indispensabilità. Quando è che questa comunicazione viene definita indispensabile? Io mi pongo una domanda. La comunicazione effettuata è indispensabile per l'esercizio, per l'assolvimento dell'esercizio delle funzioni della pubblica amministrazione? Se la domanda è sì, e allora posso fare la comunicazione rispettando però l'impersonalità. Se la risposta è no, vuol dire che la comunicazione non può essere fatta. Questo è uno stratagemma, diciamo, un'impostazione che utilizzo io. Quindi ogni volta che c'è una comunicazione, che mi trovo a dover valutare una comunicazione, mi domando: ma quella comunicazione era fondamentale? Il comune, la regione, la provincia doveva necessariamente farla? Non poteva farla prima della par condicio o dopo la par condicio? Se la risposta è no, vuol dire che siamo all'interno della indispensabilità. Poi su tutte queste nozioni che vi sto dando interverrà il commissario Capitanio per appunto affermare la correttezza di quanto vi sto dicendo. E una volta che verificato che la comunicazione è indispensabile, quindi devo per forza farla, perché per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente devo comunicare l'evento che si sta svolgendo. Vi faccio un esempio, ad esempio per un comune una strada che viene chiusa, devo comunicarlo, perché per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente io devo dare comunicazione ai cittadini che c'è una modifica alla viabilità. Ci sono degli eventi importanti sanitari, devo dare comunicazione, devo sempre capire se è una comunicazione indispensabile per l'assolvimento delle mie funzioni. Una volta che ho verificato questo, devo anche attuare una forma di comunicazione che sia impersonale. Sull'impersonalità, allora, mentre il requisito dell'indispensabilità forse è un po' più soggettivo, perché viene valutato anche da ogni singolo, perché la comunicazione che per me può essere indispensabile magari per un altro soggetto non lo è. Il requisito invece della impersonalità forse probabilmente è un po' più oggettivo. Allora, l'impersonalità sicuramente, come anticipava il dottor Franzina prima, non deve esserci il nome del sindaco, dell'assessore che svolge quel tipo di comunicazione. Deve essere impersonale, cioè il sindaco, l'assessore, senza mettere nome e cognome. E su questo penso che siamo tutti d'accordo. Crea un po' più di, invece, incertezza il requisito dell'emblema, dello stemma, del logo della pubblica amministrazione. Agicom, da questo punto di vista, è molto, diciamo, rigida nella interpretazione dello stemma, ovvero sia Agicom ritiene che ogni volta che vi sia una comunicazione, affinché questa sia impersonale, non vi debba essere lo stemma o il logo della pubblica amministrazione. E questo vi dico che è un'interpretazione, una prassi, una giurisprudenza di Agicom che è da anni che va avanti in questo modo. Noi come Corecom nel 2020, quindi col precedente comitato, avevamo provato a, passatemi il termine, a scalfire questa impostazione, provando ad argomentare sulla necessarietà che invece comporta lo stemma e il logo, perché provate a immaginare voi
un cittadino che vede una comunicazione senza logo, senza stemma del comune, manca un po' di tutela che quella comunicazione provenga dall'ente pubblico. Quindi noi, con una argomentazione dicendo che il logo e lo stemma garantiscono che la comunicazione provenga dall'ente, quindi che sia sinonimo di autenticità, avevamo provato a scalfire questa interpretazione di Agicom. Devo dire che non ci siamo riusciti, perché Agicom continua a sostenere che ogni qualvolta vi sia lo stemma o il logo vi è la violazione, ma su questo dopo interverrà e ci spiegherà meglio il commissario Capitanio. Arrivo alla fine e dopo lascerò lo spazio alle domande e soprattutto all'intervento del dottor Capitanio. Le sanzioni in caso di violazione dell'articolo 9. Le sanzioni sono stabilite dall'articolo 10 della legge 28 del 2000. Allora, le sanzioni sono eminentemente ripristinatorie, cioè cosa voglio dire? La sanzione consta nell'obbligo di pubblicazione nell'avvenuta violazione dell'articolo 9. Se quindi il Corecom prima con la fase istruttoria e l'Agicom dopo successivamente stabiliscono che è stato violato l'articolo 9, l'Agicom adotta un provvedimento che obbliga la pubblica amministrazione che ha violato l'articolo 9 a pubblicare nella home page del proprio sito l'avvenuta violazione dell'articolo 9. Quindi sanzioni ripristinatorie e non pecuniarie. Sanzioni non pecuniarie, salvo che non vi sia la mancata ottemperanza alla sanzione, al provvedimento sanzionatorio di Agicom, ovvero sia nel caso in cui la pubblica amministrazione non pubblichi l'avvenuta violazione dell'articolo 9, Agicom, valutato appunto la mancata ottemperanza, può dar corso all'applicazione di misure sanzionatorie. Negli ultimi anni abbiamo visto poi che anche Agicom chiede anche il ripristino. Oltre quindi a dire pubblica nel sito l'avvenuta violazione, chiede anche di rimuovere la comunicazione che ha comportato la violazione dell'articolo 9. Ovviamente la rimozione solo quando questa comunicazione è avvenuta online, quindi è possibile rimuoverla. Ultimamente poi Agicom, nei casi più gravi, vi dico anche che nei casi più gravi in cui viene violato l'articolo 9, fa anche una segnalazione alla Corte dei Conti, perché voi potete ben immaginare che quando vengono utilizzate risorse e mezzi pubblici per fare questa comunicazione in violazione dell'articolo 9, vi è un utilizzo quindi illegittimo di risorse pubbliche e quindi Agicom in alcuni casi, nei casi più gravi, ha proceduto anche a comunicare la violazione, a denunciare la violazione dell'articolo alla Corte dei Conti. Termino con solo spiegarvi come avviene la procedura. Allora, chi può segnalare le violazioni dell'articolo 9? Le violazioni dell'articolo 9 possono essere segnalate ai soggetti politici. Entro quando devono farlo i soggetti politici? Devono farlo entro 10 giorni, che è un termine perentorio. Quindi la segnalazione va fatta entro 10 giorni da quando è avvenuta la violazione. Il Corecom, non appena riceve la segnalazione, deve contestarla alla pubblica amministrazione. Dopo che avviene la contestazione alla pubblica amministrazione ha 24 ore di tempo per dare le proprie controdeduzioni. Una volta che il Corecom riceve le controdeduzioni dell'amministrazione, effettuerà una veloce istruttoria e farà una propria proposta o di avvenuta violazione o di archiviazione ad Agicom. Agicom, quindi, entro 48 ore, ma non è un termine perentorio, si disporrà si pronuncerà sulla violazione o sulla violazione dell'articolo 9 e quindi sull'ordine di rimozione oppure sull'archiviazione della segnalazione. Penso di avervi detto tutto, adesso lascio la parola al dottor Capitanio e poi alle domande, perché questo incontro era anche rivolto a far sì che chiariamo gli eventuali dubbi che ci sono in sala o da chi è collegato anche via web. E vi ringrazio. Lascio la parola al dottor Capitanio. Grazie.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Partecipo a questo appuntamento veramente con piacere, anche perché la complessità e alcune volte anche le bizzarrie di questa normativa, che risale appunto al 2000, io le ho vissute come tutti voi sotto diversi profili, perché sono stato anche amministratore locale di un piccolo comune di 3.000 abitanti, ho lavorato nell'ufficio stampa del Consiglio regionale della Lombardia, quindi è una tematica che ho vissuto anche dall'altra parte della barricata, e quindi anche l'incontro che avevamo pensato con il Presidente nasce proprio per capire che ci sono delle sensibilità condivise, quindi non c'è un ente censore o controllore che si diverte a interpretare il cavillo normativo per ostacolare il lavoro sacrosanto e legittimo di comunicazione della pubblica amministrazione. Il Presidente di fatto ha già illustrato in maniera straordinariamente precisa i termini della situazione, nel senso che noi abbiamo una legge, la legge 22 del 22 febbraio del 2000, che stabilisce quali sono le regole, e all'articolo 9 appunto sancisce, e non lo sto a rileggere, la indifferibilità e indispensabilità della comunicazione. Poi c'è la legge 150 del 2000, che spiega cosa si intenda per informazione e comunicazione. Aggiungo solo che sempre nel 2000 la sentenza 502 della Corte Costituzionale ha ulteriormente precisato che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale, che silenzio elettorale, tra l'altro aggiungo appunto l'informazione, ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato, quindi si attende il giro di poche ore, pochi giorni la pubblicazione. Secondo i nostri uffici comunque come termine ultimo per l'inizio della par condicio viene posto il giorno di venerdì, ma potrebbe essere anche prima. Comunque la sentenza della Corte Costituzionale dice che appunto che il divieto alle amministrazioni è finalizzato ad evitare abusi che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione soggettiva a fini elettorali dell'amministrazione e dei suoi organi titolari. Quindi la questione dell'utilizzo del logo è un altro nervo scoperto. Qualche settimana fa Agcom ha fatto una precisa e dettagliata segnalazione al governo sulle criticità della legge 28 del 2000, e abbiamo chiesto appunto di procedere per una definizione un po' più elastica dell'utilizzo del logo, che anche dal mio punto di vista, ma questo è un punto di vista personale, non può costituire non neutralità nella comunicazione, nel momento in cui viene accompagnata la comunicazione anche solo dal nome del comune, quindi con o senza la posizione del logo. Però per contestualizzare ancora meglio poi come si concretizzi l'attività di Agcom, secondo me sono fondamentali alcuni numeri. Per esempio, nel 2024 le segnalazioni che appunto a noi arrivano prevalentemente da soggetti politici, consiglieri regionali, consiglieri provinciali e consiglieri comunali. Quindi queste segnalazioni nel 2024, le segnalazioni per la violazione dell'articolo 9 sono state 3, di cui 2 archiviazioni per la campagna elettorale in Sardegna nei confronti del comune di Cagliari e della Maddalena, e un ordine di ripristino e di rimozione di una comunicazione che violava l'articolo 9 per il comune di Ittiri. Nel 2023, quindi tutta questa complessità si è sostanziata comunque in 12 esposti, di cui 7 archiviazioni e 5 ordini. Per quanto riguarda il Veneto, un'archiviazione riguardava il comune di Trani in provincia di Treviso, mentre un ordine di ripristino indirizzato al comune di Vicenza. Nel 2022 ci sono stati sostanzialmente 20 esposti, di cui 5 archiviazioni e 14 ordini.
le archiviazioni e gli ordini sono anche in maniera, sono così ridotti perché comunque il comune ha la possibilità, una volta ricevuta la segnalazione dal Corecom regionale, di procedere all'adeguamento spontaneo, quindi di rimuovere dal sito internet del comune, dalle pagine ufficiali social, dai canali Telegram, piuttosto che dai canali WhatsApp, la comunicazione che è stata giudicata o che potrebbe essere non impersonale o non indifferibile. È chiaro che l'amministratore locale e il giornalista tendenzialmente hanno la facoltà di comprendere quali siano le comunicazioni indifferibili e non rimandabili, per cui se il sindaco, abbiamo appunto, avendo vissuto anche in prima persona l'esperienza da consigliere comunale, se il sindaco deve chiudere una strada o c'è un'allerta meteo, può fare la comunicazione impersonale ovviamente, senza valorizzare la bontà dell'intervento, ma limitandosi alla comunicazione appunto indifferibile. Se il sindaco durante la campagna elettorale partecipa al pranzo degli anziani o al picnic dei Boy Scout, evidentemente quella comunicazione non è indifferibile e ovviamente non può essere neanche spersonalizzata. Non sto io a dire che l'amministrazione comunale, che può sapere che ci sarà la corsa amatoriale piuttosto che il pranzo con il picnic, ha la possibilità ovviamente di comunicare questi eventi attraverso la stampa locale o altri comuni. Nel novero degli strumenti che non possono essere utilizzati per fare la comunicazione non ci sono solo i canali social, i canali telematici, i volantini, i manifesti, il sito internet, la pagina ufficiale social del sindaco, non quindi del libero cittadino, ma del sindaco. Ci sono anche, cosa che ogni tanto ci è stata contestata, le email, per cui se io decido che non voglio comunicare in maniera aperta a un giornale che il sindaco Marco Rossi parteciperà domani al taglio della torta per la festa del centro anziani, non posso nemmeno utilizzare la mail per mandare la comunicazione ai giornali. Ci sono altri. Noi non abbiamo fatto tantissime segnalazioni alla Corte dei Conti, però l'altro concetto che comunque è fermo e diciamo degno di attenzione è il fatto che comunque per la comunicazione non istituzionale ovviamente io non possa utilizzare le risorse messe a disposizione dalla pubblica amministrazione per la comunicazione, diciamo, elettorale, però questo è anche abbastanza evidente. Sul sito internet dell'Agcom da diversi mesi abbiamo, tra l'altro collaborando anche con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, abbiamo pubblicato un elenco di FAQ istituzionali a disposizione della pubblica amministrazione. C'è un riassunto della disciplina generale e poco più di una 10-11 pagine di domande per chiarire quelli che sono i dubbi principali che ci vengono sottoposti dagli uffici stampa, soprattutto della pubblica amministrazione. Ecco, l'ultima cosa su cui chiudo, sull'impersonalità. È vero che c'è un'interpretazione da parte di Agcom, ma c'è anche una precisazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito appunto chiarimento in merito al requisito dell'impersonalità, specificando che le iniziative di comunicazione devono recare esclusivamente l'emblema della Repubblica, oltre agli eventuali strumenti di comunicazione informativa, numero verde, sito internet,
necessario a veicolare l'iniziativa di comunicazione, ne consegue l'esclusione dell'apposito logo del proprio ente, quindi la comunicazione che esce dall'ufficio stampa del singolo comune durante la par condicio non deve riportare il logo del comune. Questa criticità è stata sottoposta da parte di Agcom al governo, ma ovviamente non ci sono i tempi per intervenire per questa campagna elettorale. Quindi è un problema assolutamente conosciuto e condiviso e sottoposto al governo. Bisognerà procedere alla modifica della legge 28 del 2000. Vedo nella chat che ci è stato chiesto il link alle FAQ, adesso è in home page, ma comunque provvedo a mandarvelo subito nella chat dei partecipanti. Io ringrazio il commissario e il link a cui accennava il commissario è anche disponibile sul sito del Corecom del Veneto, dove c'è a disposizione di tutti. Chiaramente io già le faccio una domanda al commissario, mi permetto di farla a lei, oltre al presidente del Corecom del Veneto, perché in Veneto ci saranno degli eventi che probabilmente richiedono l'uso del simbolo del comune. Faccio due esempi. Uno è la visita del pontefice a Venezia, città che, come noto, pone dei problemi logistici. Forse è il caso che i manifesti relativi alla visita del pontefice portino il simboletto del comune di Venezia, e nel momento in cui il sindaco Brugnaro incontra il Papa, probabilmente qualche foto o qualche commento da parte del comune come primo cittadino mi sembra lecito. Altro episodio, anche perché so che sono in linea i colleghi di Vicenza, riguarda la Dunata Nazionale degli Alpini. A Vicenza sono previste oltre 450.000 persone e forse avere dei manifesti, documenti con il simbolo del comune può essere utile. Proprio ieri è successo un caso, lo dico, erano stati affissi in giro per la città dei volantini con scritto ANA, Dunata Nazionale degli Alpini, spazio riservato per gli alpini di Isola Vicentina, fatto così, anonimo. Il comune è dovuto ricorrere perché non è pensabile che uno si riservi gli spazi in questo modo. Gli spazi li darà il comune d'accordo con l'ANA, ma anche per testimoniare che sono spazi certificati, forse il simboletto del comune ci andrebbe. Io adesso il commissario deve sapere che ho litigato con i suoi dirigenti, con quelli di Agcom su questo punto in maniera alquanto sostenuta. Le do un'arma potentissima nei confronti del governo, rammentando peraltro che Agcom già dall'estate scorsa aveva fatto tutta una serie di segnalazioni al governo su limiti evidenti della normativa e si è prodigato molto, per cui diciamo i litigi ci stanno, ma bisogna anche riconoscere i meriti. Le leggi ci sono, vanno anche interpretate, perché se c'è una direttiva data dal Dipartimento dell'Informazione, del Ministero degli Interni o della Presidenza della Repubblica, io rammento a lei, lo prenda come scherzo, ma è divertentissimo, rammento a tutti quanti che in Italia sono ancora in vigore e evidentemente dovrebbero essere fatte rispettare come viene fatta rispettare la par condicio, 37 decreti del duce del fascismo e capo del governo. Uno di questi, datato 26 aprile 1939, numero 839, è l'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra industriali commercianti di apparecchi per la radiodiffusione. Allora, questo decreto e altri, compresa quello delle vendite delle lampadine a Zara e a Sebenico, un tema molto importante che potrebbe creare dei problemi con lo Stato croato, immagino. Dico, i decreti ci sono, non vengono fatti rispettare da nessuno. Lo stesso, attenzione, nel momento in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà una disposizione che è superata dalla forza degli eventi, 500.000 alpini a Vicenza, forse il simboletto del comune e della provincia va messo.
il Papa a Venezia, non è una cosa che succede, sono eventi indubbiamente indifferibili perché sono fissati e fissati da tempo e la comunicazione è indispensabile, pensiamo appunto alla logistica di questi eventi. Ecco, su queste cose qui, su questi eventi eccezionali, a suo dire, chiaro che dopo lei dovrà consultare tutta quanto l'apparato e lo stesso dovrà fare l'avvocato Mazzoni qui in Veneto. Che cosa ci potete dire? Il Comune di Vicenza può tranquillamente mandare in giro i comunicati sugli alpini o deve tacersi e chiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di utilizzare il simbolo della Repubblica? Lascio a lei, può rispondere. No, ma a me piacciono gli aneddoti perché è un'altra partita di cui sono assolutamente appassionato e che tocca il mondo di tutti i giornalisti, è quello del diritto d'autore. La legge è del 41, quindi diciamo che ci sono anche altre leggi che poi sono state modificate negli anni ma che hanno radici lontane. No, ovviamente l'attività istituzionale si cerca di orientarla al buon senso. È ovvio che si debba partire da una base di buonsenso condiviso, perché altrimenti la natura delle segnalazioni che potrei condividere con voi a livello aneddotico ci porterebbero appunto a raccontare episodi in cui abbiamo visto sindaci mangiare pane e salame con i cittadini, pubblicando le foto sulla home page del sito del comune 2 giorni prima delle elezioni, oppure far partire dalla mailing list del comune il volantino elettorale del candidato sindaco, perché questi sono i casi che vengono sottoposti all'autorità. Nei casi invece di portata assolutamente straordinaria e di rilevanza territoriale c'è la possibilità, con un interscambio molto veloce e smart, di interloquire con gli uffici di Agicom, che in questo caso danno il parere sulla indifferibilità della notizia. L'utilizzo del logo della Repubblica è già nei regolamenti e quindi non va chiesto l'utilizzo per la comunicazione. Per l'utilizzo dello stemma del comune, per la donata degli alpini, per la visita del Papa, piuttosto che per altre comunicazioni di portata eccezionale, che comunque avvengono durante il periodo di silenzio elettorale, ecco, è possibile interloquire con Agicom per chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del logo. Però ripeto, più da giornalista che da commissario dell'Agicom, credo che la normativa, seppur molto molto restrittiva, sia assolutamente chiara e eviti i casi appunto più eclatanti che vengono sottoposti al vaglio dell'autorità, ovvero l'invio di materiale elettorale con il canale Telegram piuttosto che WhatsApp del comune, l'utilizzo della pagina social dei comuni per fare la campagna elettorale del sindaco uscente, la fissione di comunicazioni, di volantini, di manifesti per episodi non strettamente differibili e, ripeto, da giornalista più che da ex amministratore locale, situazioni assolutamente ovviabili con un rapporto con la stampa regionale, provinciale o locale, senza utilizzare appunto, come dicono i burocrati, i cespiti dei comuni o le risorse dei comuni per delle finalità che invece sono propagandistiche. Quindi l'evento degli alpini, la visita del Papa, dopo un velocissimo scambio con gli uffici di Agicom, ovviamente la potrete fare utilizzando anche il logo del comune. Vale anche per le tappe del Giro d'Italia, immagino. Sì, assolutamente. Questi sono eventi di rilevanza nazionale e internazionale, quindi assolutamente sì. Ecco, quindi allora ai colleghi mi permetto di sintetizzare, ma chiedo anche la conferma all'avvocato Mazzoni, se vuole. Ecco, allora, nel caso in cui esistano delle necessità
legate a fatti che non hanno nulla a che vedere con la campagna elettorale, ma che rivestono chiaramente una funzione istituzionale, abbiamo capito che si può chiedere ad Agcom o anche al Corecom del Veneto diciamo, l'autorizzazione, il via libera ad usare i simboli dell'amministrazione comunale, mantenendo però, questo invece rimane fisso, la impersonalità della comunicazione. Cioè, quindi nel caso di Bassano, dove arriva la tappa del Giro d'Italia in piena campagna elettorale amministrativa, sarà possibile dire il sindaco di Bassano stabilisce la chiusura di queste strade, l'arrivo, adesso non so, la gestione del... Quindi quello lo può fare, il sindaco di Vicenza può fare le comunicazioni relative alla Dunata degli Alpini e Venezia alla visita del Pontefice, nonché tutte le iniziative collaterali alla Biennale, perché anche la Biennale si inaugura fra 10 giorni e quindi saremo in par condicio. Prego. Colgo l'occasione per sottolinearvi una cosa. Allora, noi come Corecom, da quando ci siamo insediati, non vogliamo fare i vigili della par condicio, ma vogliamo supportare, prima di tutto, la pubblica amministrazione. Ciò perché lo dico? Lo dico perché abbiamo un numero verde, che è l'800 101 281, al quale potete contattare per fare domande sulla par condicio. Se qualcuno vuole fare delle domande, tra gli eventi indifferibili, non è una battuta veneta, però ahimè è una necessità, c'è anche Vinitali, mi fanno notare. Ecco, altro elemento fondamentale, il contributo d'accesso a Venezia, cosa che rammento a tutti quanti, dal 25 aprile in poi, per entrare a Venezia bisognerà pagare il contributo di accesso oppure collegarsi al sito del comune per avere l'esenzione, il QR code che testimonia che siete veneti o che entrate o lavoratori, eccetera. Però anche in questo caso la comunicazione è chiaro che deve essere dell'amministrazione comunale, che è quella che poi introita eventualmente che deve introitare il contributo d'accesso. Ci sono delle domande in sala? Volevo un attimo su Antonio finire che quindi siamo a disposizione per domande come Corecom, c'è la nostra brava funzionaria Arianna Barocco che è disponibile a farvi proprio attività di consulenza, perché il Corecom fa anche consulenza, quindi se avete domande eccetera siamo a disposizione, ecco, ci tenevo a dire questo. Sì. Raffaele Rosa, Città Metropolitana di Venezia e anche il collega del Comune di Venezia. Per le partecipate, sia delle amministrazioni comunali che province o città metropolitane, vale comunque la stessa regola, immagino? Per esempio, l'esempio del contributo d'accesso vela che la partecipata del Comune di Venezia agisce per tutto ciò che riguarda sia la comunicazione che anche le procedure affidate a un ente terzo per i controlli. Quindi in questo caso si mantiene la stessa linea? Mi sento di rispondere io, mi sento di dire di sì, perché anche le partecipate, appunto, c'è l'utilizzo partecipano gli enti, la pubblica amministrazione, quindi sì, anche loro sono soggette rispetto all'articolo 9. Confermo. Conferma anche il commissario. Altre domande in sala? Sì, grazie. Dorotea Rosso, Comune di Chioggia, buongiorno. Vedo che nella chat tanti colleghi hanno fatto la domanda che vorrei porre io, e cioè per i patrocini, tra virgolette, non di eventi a caratura nazionale come quelli che avete citati, ma diciamo normale amministrazione per le nostre città. Ecco, il logo, quindi la concessione del patrocinio viene sospesa, come ci regoliamo? Io lascerei, visto che abbiamo il dottor Capitagno, la presenza autorevole del dottor Capitagno, lascerei rispondere lui. Forse è meglio che raccogliamo un paio di domande così. Allora abbiamo i patrocini, poi...
Leonardo Brock, gruppo consigliare di Forza Italia. Allora, il caso specifico è questo. Abbiamo già organizzato tramite il consigliere regionale del gruppo un evento proprio a Vinitaly, è stato citato prima. Inviti già partiti in cui c'è il consigliere regionale con nome e cognome e il logo del gruppo. Allora, prima è stato chiarito che il gruppo consigliare non è pubblica amministrazione, il consigliere regionale è comunque un titolare di carica pubblica, però in questo caso non è candidato, quindi solo per avere la conferma che pur essendo già stati mandati gli inviti comunque siamo tranquilli, l'evento si terrà e sarà diciamo, disponibile la locandina e l'invito con il nome e il cognome del consigliere e il logo del gruppo senza che ci possano essere problemi. Ecco. Grazie. Se qualcuno collegato vuole fare delle domande. Ecco, Posso? Sì, prego. Sì, anche se vi dico che ce ne sono anche diverse proprio nella chat del collegamento. Martina Berno, a detta stampa di alcuni comuni della provincia di Vicenza e di Treviso. Io ho un paio di domande. La prima riguarda proprio l'intervento da parte di sindaci o assessori ad eventi pubblici da qui all'8 giugno. E mi riferisco sia ad eventi tipo, per esempio, la partecipazione alla festa delle tradizioni, alla festa del centro diurno e così via. E la domanda è, al di là del fatto che il sindaco non può partecipare con la fascia, se comunque può intervenire, cioè può parlare. La seconda domanda vicina a questa è se in occasione delle festività istituzionali, vedi 25 aprile e 2 giugno, come ci si regola, cioè se il sindaco o chi per lui può fare un intervento di tipo istituzionale. La seconda domanda invece ha a che vedere con la diffusione delle newsletter che possono essere sia di tipo istituzionale barra politico, in questo caso mi pare di capire che è meglio fermarsi, nel secondo caso invece newsletter di tipo culturale, laddove settimanalmente andiamo a riassumere gli eventi previsti in città e che quindi a mio avviso potrebbe essere anche, come dire, indifferibile, indispensabile comunicare, però volevo capire da voi come ci si regola. Grazie. Penso che possa già dare delle risposte il commissario a questo primo ciclo di domande. Sì, vabbè, allora innanzitutto per il patrocinio, se il patrocinio è stato concesso prima dell'entrata in vigore della par condicio non c'è nessun problema e ovviamente la comunicazione a ridosso dell'evento, se rientra all'interno del periodo di par condicio, dovrà essere affidata all'ente che ha beneficiato del patrocinio e non dovrà essere fatta dal comune. Per la concessione dei nuovi patrocini io consiglio comunque uno scambio di chiarimenti con gli uffici per valutare la necessità e l'impellenza del patrocinio. Per quanto riguarda l'attività istituzionale dei consiglieri regionali, ma anche dei singoli consiglieri comunali, è ovvio che le regole che riguardano la par condicio vanno a coprire tutti i rappresentanti istituzionali, indipendentemente o meno dal fatto che siano candidati. Se vengono invitati a degli eventi possono partecipare in maniera assolutamente tranquilla. La comunicazione ovviamente del gruppo consigliare piuttosto che del gruppo comunale dovrà attenersi alle regole dell'indifferibilità e dell'essenzialità se veicolata tramite i canali istituzionali. Beh, per quanto invece riguarda la partecipazione dei sindaci agli eventi istituzionali come il 25 aprile o il 1 maggio o altri tipi di eventi, la norma del 2000 non va a regolamentare la presenza delle istituzioni, riguarda solo, l'abbiamo detto, il divieto di comunicazione attraverso i canali che abbiamo più volte ricordato. Quindi un sindaco partecipa tranquillamente alle celebrazioni e evita di forzare o personalizzare la comunicazione attraverso appunto locandine, manifesti
e così via. Comunicati stampa, messaggini via WhatsApp dai canali ufficiali del comune. La newsletter va sospesa perché non è comunque una comunicazione indifferibile o indispensabile. Si troveranno altri canali per far sapere che quella sera c'è la presentazione del libro, l'incontro con l'autore, perché viene comunque veicolata attraverso la mail o comunque attraverso l'apparato informatico del comune, anche se sono iniziative culturali che comunque valorizzano l'apporto, l'intervento dell'intervento comunale. Adesso non so se ci fosse, ho visto che c'è la chat è molto animata. Nel caso di richiesta di patrocinio da parte dell'associazione è consentito il rilascio e l'uso dello stemma, ripeto, se avviene appunto prima del silenzio elettorale sicuramente, se la richiesta dovesse arrivare, innanzitutto di solito c'è una tempistica, quindi se dovessero arrivare dalla prossima settimana immagino che siano richieste di patrocini per eventi che si svolgeranno dopo, alla fine della campagna elettorale. Comunque su questo tema specifico consiglio un confronto sia con l'ufficio del Corecom regionale che con i nostri uffici. Nel caso del matrimonio civile viene celebrato con o senza fascia, non è io credo che si possa celebrare tranquillamente con fascia, ma non è una fattispecie di nostra attenzione, quindi mi sentirei di dire in assoluta serenità che si celebra assolutamente con fascia. Il sindaco in quel caso dovrà evitare di pubblicare sulla pagina istituzionale del comune, ma in questo caso consiglio anche sulla pagina personale, la foto della celebrazione del matrimonio per valorizzare sulla sua pagina Facebook personale il fatto che lui in qualità di sindaco, quindi con un ruolo istituzionale, ha partecipato a questo evento. Se il patrocinio invece è stato dato in data antecedente alla par condicio e l'esempio fatto assolutamente non va ritirato assolutamente il patrocinio, la comunicazione di quell'evento non dovrà essere rafforzata da ulteriori comunicati stampa da parte del comune quando scatterà la par condicio. Il patrocinio, appunto, se sono stati dati prima non c'è nessun problema. Se il comune non è coinvolto nelle elezioni amministrative deve seguire tutte queste attenzioni? Assolutamente sì, perché comunque il livello europeo estende i dettami della par condicio a tutto il livello nazionale. Il logo del comune nel caso di patrocini che siano stati già concessi lo potete utilizzare se il manifesto è stato diffuso, distribuito o apposto prima dell'entrata in vigore della par condicio. Dopo assolutamente no. Questo è proprio il classico caso che ci viene spesso sottoposto dai Corecom, o in alcuni casi di mancata rimozione del volantino del manifesto dai canali telematici o da quelli o delle bacheche, su cui deve intervenire Agicom. Ovviamente dopo l'entrata in vigore della par condicio non possono essere più diffusi volantini che non siano indifferibili o indispensabili con il logo del comune. Naturalmente l'allerta meteo rientra nella categoria delle notizie che sono indispensabili. Anche in quel caso andrà svolta una comunicazione assolutamente impersonale, nel senso non c'è la necessità di dire che il sindaco ricorda tutti il sindaco con nome e cognome. Si può anche semplicemente dire che l'amministrazione o che la protezione civile ha comunicato che pubblicazione foto social, testimonianza di eventi in cui si vedono amministrazioni si possono pubblicare. Lì siamo
siamo borderline, nel senso che sulla pagina, sul sito internet del comune, sulle pagine social dei comuni, se non sono eventi, se non sono comunicazioni impersonali indifferibili, Sì, lo so non cosa si devi dire. possono Eccolo qua, pubblicare. perfetto. Quindi è ovvio che nel periodo di silenzio elettorale, sulla pagina del social del comune, se la foto ritrae l'evento e si intravede il sindaco, non ci sono problemi. Se la foto diventa celebrativa del sindaco per quell'evento, diventa un problema. Su questo faccio un ultimo passaggio sugli uffici, sulla sospensione delle newsletter anche a livello culturale, però ripeto, io mi sento di dirvi che non essendo una comunicazione indifferibile e indispensabile, purtroppo a malincuore, stando così la norma, si debba sospendere. Però sulla newsletter in particolare mando un riscontro poi agli organizzatori, visto che è un tema abbastanza sentito. Gli amministratori possono, questa è invece la fattispecie che ritengo molto diffusa e importante. Gli amministratori possono dare notizie di eventi nei loro social personali. Allora, il consiglio o l'indicazione è questa, nel senso il discrimine. La pagina social di un cittadino che è anche sindaco ha una gestione diversa ovviamente dalla pagina istituzionale del comune o della pagina ufficiale del sindaco in quanto tale. È ovvio che essendo quella una pagina, diciamo, privata, dovrebbe essere spogliata di riferimenti che possano certificare quella pagina privata come una pagina comunque para-istituzionale, ovvero se la pagina risulta essere la pagina di Mario Rossi, poi nella bio metto pagina di Mario Rossi, sindaco del comune di Vattela Pesca, con l'indirizzo internet della pagina del comune, il logo del comune, è ovvio che è una pagina privatistica che però fa della comunicazione istituzionale, quindi anche in quel caso si dovrebbe attenere il sindaco o l'assessore o il consigliere comunale non dovrebbe comparire in questo periodo di silenzio elettorale nelle pagine personali, per esempio con la fascia perché è andato a trovare gli anziani, perché ha celebrato un matrimonio. Se poi comunica che parteciperà a un evento nella pagina personale, ecco lì la comunicazione è più tollerata, però l'invito a fare una comunicazione essenziale e indifferibile anche in quel caso è importante. Però di solito le segnalazioni che arrivano all'attenzione nostra dei Corecom riguardano evidentemente i profili ufficiali delle istituzioni. Sul tavolo nostro che siano arrivate segnalazioni di pagine del sindaco cittadino che svolga attività istituzionali sono assolutamente limitatissime. La pagina personale non deve diventare il sostitutivo della pagina oscurata dell'amministrazione comunale. Quello è evidente. Se c'è un'organizzazione evidente per cui tutta la comunicazione che non potevo fare sulla pagina social del comune la trasferisco sulla pagina personale del sindaco, ovviamente lì c'è una scientificità nell'organizzazione della comunicazione che va in violazione della legge. Sì, chiedo scusa, Fabio Fogo, ufficio stampa del Comune di Venezia. Mi rilaccio all'ultimo intervento che ha fatto in merito alla celebratività di alcune foto, che ne so, in questo caso del sindaco. A noi o forse la platea, ma torno all'evento della visita del Santo Padre a Venezia. Io, Comune di Venezia, comunicazione istituzionale, una foto del sindaco con il Papa, è celebrativa? Sì. Sì, quindi praticamente il Comune di Venezia, viene il Papa a Venezia, non può pubblicare alcuna foto della visita del Papa. Uscirà la foto sul giornale, sulle edizioni della TGR regionale, sui giornali online, non uscirà in quel periodo sulla pagina
del sito internet, nella newsletter comunale, purtroppo sì. Sì, è ovvio anche che se la foto viene fatta da un fotografo che nulla ha a che fare con l'amministrazione pubblica, il Gazzettino manda il suo fotografo e pubblica nel giornale la foto, quelli sono fatti del Gazzettino, non riguardano l'amministrazione. Ma io credo che sia difficile per la RAI del Veneto evitare l'inquadratura del sindaco con il pontefice. Non deve assolutamente. Il sindaco potrà essere anche intervistato cioè la comunicazione istituzionale del comune, cioè sulle pagine social, sulla newsletter del comune, sul sito ufficiale non potrà comparire purtroppo quella foto. Poi il sindaco potrà comparire su tutti i giornali, radio, TV e social degli organi di informazione, assolutamente. È la comunicazione veicolata dal comune che non potrà essere personalizzata, ma dovrà essere impersonale ed essenziale. Quindi il sindaco comparirà con il Papa o con i corridori del Giro d'Italia normalmente su tutta l'informazione. È l'utilizzo da parte delle risorse pubbliche per veicolare una comunicazione che in quel momento non è indispensabile e potrebbe essere, diciamo, di parte parziale, essendo in vigore una competizione elettorale. Ecco, allora in questo caso è estesa a tutti i comuni perché ci sono le europee. Ecco, io sottolineo questo passaggio perché è fondamentale che venga compreso da tutti quanti i colleghi. Cioè, la norma riguarda la pubblica amministrazione, le attività che potrebbero essere finanziate con i fondi pubblici, sono totalmente, che rientrano sotto l'articolo 9, senza ombra di dubbio. Le attività private, fatte soprattutto da un candidato, penso a un sindaco che si ricandida, quelli sono fatti suoi, non devono assolutamente passare attraverso la struttura pubblica. Faccio un esempio per noi come Consiglio regionale. Noi continueremo l'informazione indispensabile sull'attività del Consiglio, quindi le sedute del Consiglio, le sedute delle commissioni, le sedute del Consiglio che sono pubbliche verranno trasmesse tranquillamente dal sito nostro senza problemi, sono pubbliche, quindi noi nei nostri comunicati siamo tenuti a mantenere l'impersonalità, quindi non possiamo mettere le dichiarazioni di Tizio Caio Sempronio, d'accordo? Però Tizio Caio Sempronio nel loro sito possono fare quello che meglio ritengono, ovviamente come ha sottolineato il commissario, est modus in rebus, cioè cerchiamo di non esondare nell'uso della carica pubblica, parlo nel sito personale, d'accordo? Quindi, e questo vale per la durata delle elezioni fino alla conclusione, ballottaggi compresi, d'accordo? Ecco, ci sono altre domande? Io stavo controllando nelle FAQ delle domande. Non mi sembra che ci siano altre domande. Io a questo punto possiamo chiudere. Ecco, ringrazio veramente a nome di tutti il commissario. Invito il presidente del Corecon se vuole chiudere la seduta. Allora, io ringrazio tantissimo il commissario Capitanio per la disponibilità che, come voi immaginate, in questo periodo è ricco di impegni, ma ha cercato di trovare una finestra per noi, quindi lo ringrazio veramente per la disponibilità e per essersi prestato anche a rispondere a domande che possono essere anche complesse. E grazie ancora, commissario. Ringrazio voi per averci seguito e vi ribadisco che se avete domande, dubbi eccetera, il Corecom è a vostra disposizione per rispondere ad eventuali dubbi e richieste. E grazie a tutti.